Buonasera amici sportivi, terza di campionato, si affrontano stasera Eurobet e Mr. Jeff. Dovidio in avanti, semina il panico Dovidio, poi va alla conclusione col mancino. Calcio di punizione, sempre il numero 11, stavolta centra la porta. C'è Caleca nel cerchio di centrocampo, va da solo Caleca, si sposta il pallone sul mancino, pallone fuori. D'Innocenzo, attenzione, salta tre avversari, D'Innocenzo entra in area di rigore, D'Innocenzo, il vantaggio del Mr. Jeff a sorpresa qui allo Sport City, azione travolgente di D'Innocenzo. Sterbini prova a pescare D'Anversa, la mette giù, poi il palleggio del numero 99, pallone fuori di un soffio. Rimessa con le mani, pallone per Morosini, si gira in un fazzoletto, conclude, para bene Caperchi. Lancio lungo, ancora a cercare Tommaso D'Anversa, la stoppa, il tocco sotto, alto di poco. Nuovo lancio lungo, ancora per Tommaso D'Anversa, la stoppa, si gira il numero 99, messo giù, calcio di punizione. Dovidio, sempre lui, stavolta centra lo specchio della porta ed agguanta il pareggio per l'Eurobet. Ancora con Dovidio. La Rosa sposta il pallone a sinistra, poi messo dentro per Apolloni di prima intenzione. Rimessa con le mani, pallone appoggiato sulla corsia di sinistra, viene messo giù, c'è un fallo. Può andare Francucci dal punto di battuta, batte lui, il pallone deviato. Incredibile allo Sport City, il Mr. Jeff torna nuovamente in vantaggio, 2-1. Dovidio va alla conclusione, rimpallata però all'interno dell'area di rigore. Attenzione perché l'Eurobet è leggermente scoperto, può partire il contropiede, c'è l'inserimento senza palla di Peretti, servito in questo momento Peretti, il 3-1 del Mr. Jeff a pochissimi minuti dalla fine della partita. Probabilmente questo è il gol che la chiude. Battute conclusive del match. Prova direttamente da centrocampo, ma arriva in questo momento il triplice fischio e quindi possiamo dire a sorpresa il Mr. Jeff batte l'Eurobet 3-1.